perché vedo che anche Paolo Graziano si diletta a fare il sociologo spesso nei convegni, eccetera, quindi e allora ho dato un titolo un paio di mesi fa, se non mi ricordo, e c'era questa parola corporativismo locale, messa lì un po' per sfida, e poi però per preparare questo incontro ho visto che è straordinariamente utile, e utile credo anche per un po' di autocritica, perché se c'è una corporazione qui dentro che trasuda, no? E quella degli accademici, poi vedete che insomma li ho messi dentro lo schema, ho messo anche loro. E quindi la coprogettazione ci sta, perché è una forma di concertazione e il corporativismo è una forma di concertazione, quindi direi che ci sta. È una forma di intermediazione, di interessi, insomma ha tante definizioni, c'è una letteratura fantastica, la definirei. E quindi ecco, poi il corporativismo ha anche un suo lato ideale, una specie di terza via. Sorrido perché evidentemente giochiamo un po' sulla... Allora l'obiettivo della presentazione è identificare, io farò un discorso poco normativo e abbastanza analitico per fornire agli operatori, ai docenti, agli studenti un criterio analitico sperabilmente robusto come il corporativismo, in maniera molto laica, cioè vediamo se funziona, se non funziona lo abbandoniamo e prendiamo un'altra parola chiave. Quindi identificare criteri interpretativi, se non modelli, ma non siamo, di stampo sociopolitico che stanno alla base dei processi di sviluppo, più in particolare della coprogettazione dello sviluppo locale o rurale. Ecco, io sono affezionato al rurale, adesso ci sono altre terminologie, dai tempi dai tempi dell'antica Roma, insomma questo discorso della ruralità è ancora molto forte, io l'ho lasciato, quindi sviluppo locale o rurale. Allora, la categoria corporativismo, corporatismo in inglese, e poi neocorporativismo in un'accezione più moderna, che dopo faremo un brevissimo accenno. La domanda dunque è questa: è adatta a questa categoria? Spiega qualcosa di più di quello che intuiamo nella classe e negli studi di caso? Io direi di sì, vediamo, a voi poi. Allora, il corporativismo ha una storia lunghissima, assai nota per gli studiosi, perché appunto abbiamo le corporazioni medievali e poi abbiamo il corporativismo fascista che ha assorbito una quantità di energie mentali degli studiosi impressionante, eccessivamente, perché appunto le categorie si rinnovano. Negli anni 70-90, grazie a diversi studiosi, soprattutto credo sociologi dell'economia, del lavoro, ma anche altri, si parla di neocorporativismo e si ribalta completamente l'accezione fortemente negativa che si portava dietro, non so, per il Portogallo, la Spagna, tutti questi regimi autoritari, no? E infatti individua il neocorporativismo, individua paesi scandinavi esemplari su tutto, no? Una sorta di terza via fra socialismo di Stato e mercato capitalistico, politiche concertative generalizzanti. Cosa vuol dire concertative? Appunto generalizzanti vuol dire che quel patto Stato, imprenditori, sindacati era rivolto a tutta la collettività. Quindi l'approccio corporativo ha questo aspetto ideale, è un patto di altissimo livello a patto che ci si occupi non solo del salario o di altre cose interne alla vita della fabbrica, ma che ci si occupi evidentemente di altri fattori, in primis il welfare state. Il concetto a cavallo fra 900 e 2000 torna a scomparire per motivi vari, li accenniamo velocemente, ci sono delle ondate politiche neoliberali, c'è il famoso capitalismo anglosassone che sembra fare la voce grossa, e c'è l'esigenza di allargare la democrazia, perché appunto la critica principale al corporativismo è che è elitario,
i vertici di organizzazioni seppur mosse da intenti virtuosi, poi diventa elitario. Quindi la fortissima spinta che noi registriamo alla fine degli anni '80 anche per le politiche, io inizio con il leader, per me il leader è poi il turning point, il punto di svolta, ecco, di certe politiche che non a caso riguardano l'economia delle aree rurali nell'Unione Europea. Però la cosa che si nota è che ci sono degli autori che parlano di corporativismo settoriale oppure meso livello, non più il livello nazionale, non più tutte le categorie accomunate in una specie di consiglio degli interessi organizzati nazionali, ma si afferma in certi settori, in certi altri. La cosa molto interessante è che c'è una letteratura sulla Cina. Ecco, commentavamo con Paolo Graziano, evidentemente è uno Stato autoritario, diciamolo, e quindi questo schema corporativo di controllo mi interessa molto, è molto accattivante. Solo che in Cina si usa più in chiave, non tanto in termini di rapporti capitale-lavoro, quanto in termini locali, in termini territoriali, cioè e si studiano le aree rurali, guarda caso, massacrate dall'urbanizzazione, dall'industrializzazione, vedendo se queste resistono a questa ondata. È una letteratura, ovviamente, sapete, quando leggete voi gli articoli di autori cinesi, si può sempre che ci spieghiamo sempre se hanno libertà di espressione. La cosa poi sul piano squisitamente storico, vorrei dire, è quello che qualcuno ipotizza, ad esempio autori dell'America Latina, che ci sia nel settore agricolo continuità nel corporativismo, cioè questo settore per sue ragioni è riuscito a mantenere una continuità nonostante i frangenti della modernizzazione, della rivoluzione verde, della riduzione drastica del numero di agricoltori. Ecco, e allora diventa molto importante perché storicamente le politiche di sviluppo nelle aree rurali interne erano politiche agricolo-forestali. Quindi chiedersi se questi operatori sono dei bravi corporativi, hanno una bella corporazione che li difende, è molto interessante. Quindi torniamo sempre però alla domanda analitica, che non è, capite, la passione politica per un modello o per un altro, ma può essere il corporativismo un criterio discriminante delle politiche di sviluppo locale degli ultimi decenni? Vediamo intanto gli elementi analitici del concetto. Scusate, sono molto noti, li ha messi appunto Philip Smith, però ve li cito velocissimamente. Allora, bisogna avere, per parlare di corporativismo, organizzazioni di rappresentanza degli interessi centralizzate, gerarchiche, cioè con una struttura ad albero, e con un ampio controllo della membership. Ecco, questo è un punto delicato che secondo me è quello che è andato più in crisi negli ultimi anni. Il riconoscimento de jure o de facto del ruolo politico di queste corporazioni, e questo riconoscimento lo dà la massima autorità, la massima istituzione che è lo Stato. Lo scambio, sempre dice Smith, no, fra il consenso che viene dato ai politici e al governo e il riconoscimento da un lato, che è un riconoscimento simbolico, importante però, no? E la delega su alcuni servizi. Se voi avete presente un po' anche l'evoluzione, non so, facciamo un nome a caso della Coldiretti, voi vedete che questi, anzi la Coldiretti interpreta il famoso modello di Olson, no? Dice tu per tenere unito o far partecipare un soggetto a un bene collettivo devi fornire dei servizi. E appunto poi l'altro aspetto è la bassa competizione fra settori economici, che è molto importante perché noi abbiamo un'immagine di queste aree interne periferiche che ci disturba se vediamo conflitto, giusto? Vediamo i due clan del paese che si scontrano, che bloccano queste politiche innovative. Però la politica concertativa è proprio questa, corporativa, di riuscire a smussare la competizione, quindi capite che siamo abbastanza lontani da un approccio di mercato. Allora, tutta questa intuizione che vi propongo
propongo, ancora molto molto grezza, sto preparando un paper, adesso vediamo se riusciamo. Ecco, allora il prodotto è una tipologia delle possibili forme corporative nelle aree rurali. Alcune avvertenze, ve l'ho già detto, il rurale è ancora una categoria valida. Il corporativismo è troppo caricato di significati opposti, ma in tal senso funziona anche da ideale politico, magari riformato, eccetera. Quindi siamo in questo momento in una fase di pulizia concettuale e dopo di tentare di misurare il corporativismo, che non è facile. Ecco, questa è la bestia che vi propongo, non è per nulla una buona comunicazione, non so se dal fondo riuscite a vedere, comunque le slide poi vengono messe a disposizione ed è appunto un'analisi sistemica, una tavola sinottica, un'ipotesi di lavoro. Però appunto ci sono ben 5 tipi di corporativismo o di agenti che si pongono con uno stile che somiglia a quello corporativo, sempre in termini di aree periferiche, piccoli comuni, eccetera. Questi 5 chi sono? Sono i comuni con le loro aggregazioni, poi vedete ho messo lì alcune categorie che potrebbero funzionare, quindi il peso storico. Oggetto di confine, questo è un concetto sociologico, vuol dire quel concetto che fa da chiave, apre le porte, smussa i conflitti, fa dialogare la gente che prima si odiava, no? Lo chiamano oggetto di confine, è una bella trovata degli studiosi che si occupano di costruzionismo sociale, e questa è un'altra categoria. Poi punti di debolezza, punti di forza, possibili sviluppi, e l'ultima colonna, la più impegnativa, è quella di vedere se il corporativismo discrimina, nel senso non negativo del termine, ma separa, illustra, eccetera. Allora, i comuni e le loro aggregazioni, qui appunto siete molto più bravi voi, mi sono letto un testo che è dopo ampiamente citato sulla montagna, sui comuni di montagna, e appunto loro parlano sì, appunto di reti lunghe, eccetera. Un secondo aggregato paracorporativo sono i sindacati degli enti locali, e quindi qui c'è l'ANCI e l'UNCEM. Io direi che l'UNCEM è proprio forse l'unico caso di, chiamiamolo, ideal tipo, cioè che rappresenta bene i caratteri del sindacato territoriale. Ad esempio, questo tipo di sindacati territoriali, ricordate che c'era qualche forza politica che parlava in questo senso, ma quella è un'altra tradizione. Ovviamente per questi è importante l'equità territoriale, appunto quindi l'oggetto di confine è rivendicare, voi vedete tutto il lavoro che fa anche il forum, eccetera, no? Battono tantissimo sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali. Punti di forza, ho messo società bucolica, perché poi leggendo questo testo sulla montagna in effetti si vede che è una straordinaria, noi abbiamo appunto un'idea idealizzata di certi contesti rurali, ma in particolare montani, e questo è un punto di forza. Quello che noto che invece come punto di debolezza è che queste aree sono, cioè le aree intermedie, che sono un buco anche per design, non so se poi Sabrina vuole replicare, ma le aree intermedie che sono carne e pesce, quelle zone, non dico quelle periurbane, perché quelle periurbane hanno grossi vantaggi dalla vicinanza alla città, ma quelle che cominciano ad essere un po' a 50, 60, 70 km da un centro urbano, però non sono le aree remote in cima alla valle. Possibili sviluppi, lobbying, cioè sviluppare ancora di più la capacità di lobbying presso il governo e il Parlamento. Voi sapete che il Parlamento ha un gruppo interpartitico che si chiama Montagna, una cosa simile, e questo è un elemento di corporativismo molto interessante. E poi c'è il discorso del nord-sud. Il criterio importante è quello del riconoscimento pubblico, cioè quanto appunto l'UNCEM
ha un riconoscimento di fatto, attenzione che vuol dire anche de iure de facto, diceva Schmitt, ma sono tentativi di penetrare in questo mondo che poi mi risulta anche molto difficile, perché ad esempio pochissime ricerche sociologiche o politologiche riguardano ad esempio l'UNCE. Poi abbiamo un tipico tipo di rappresentanza che è quella delle associazioni di categoria, peso storico medio, concertazione come oggetto di confine e poi accordi interprofessionali. Questo è un punto su cui poi torno nelle conclusioni. Il punto di forza sono i servizi reali alle imprese e invece il punto di debolezza è che queste, lo sapete benissimo, la dinamica delle associazioni di categoria devono smantellare le loro sedi periferiche per trasferirsi nelle cittadine o nelle città capoluogo e quindi perdono, evidentemente i primi a rimetterci sono queste aree. Il criterio appunto che ci interessa molto è come è la membership. Noi abbiamo gente, non so, associata a Coldiretti da 3 generazioni, ma hanno un livore verso l'associazione che è strano, però sono soci. Quindi membership non è sì no, è l'intensità, la partecipazione, il coinvolgimento, l'idealismo che ci può essere in un'associazione di categoria. È chiaro che qui siamo di fronte a una centrifugazione della membership. Arriviamo a noi qui con questo tipo di rappresentanza che ho chiamato intellettuale, spero di non offendere nessuno, dove ho messo come esempi l'università, centri di ricerca, agenzie molto specializzate con un alto livello di formazione, questi escono appunto da questo master. Ecco, il loro peso storico è molto variabile. Noi abbiamo diversi gruppi che adesso hanno creato presso l'università dei centri di ricerca sulle aree interne. È chiaro che il loro peso è tutto da valutare, sono molto variabili. Mi pare che l'oggetto di confine interessante, su cui batte anche molto appunto Fabrizio Barca, è questo dovuto allo studio, l'equità, no? Forse il capability. E la pianificazione, e sapete che la pianificazione, appunto qui torniamo di nuovo ai professionisti che vedono nella pianificazione un elemento per ridurre le disuguaglianze territoriali. Il punto di forza della democrazia deliberativa è stata presentata in molti casi anche stamattina, e il punto di debolezza è questo, il sospetto, ci sono dei siti che sparano a zero contro i professoroni, eccetera, no? Che questo approccio intellettuale allo sviluppo abbia un vizio, un bias di tipo urbano. Pensate a tutta la vicenda del lupo, adesso in effetti, secondo me, sta mettendo in crisi. Vorrei dire il lupo in montagna, a parte che ce l'abbiamo anche in pianura adesso, ma e le nutrie poi nelle zone padane che riguardano dove vivono. Possibili sviluppi e chiaramente si batte molto sulla formazione e l'assistenza ai progetti. Il criterio importante è questo, la divisione fra lavoro intellettuale e lavoro manuale. Vecchissima questione, cioè, il professore che studia non si sporca mai le mani e chi invece va a prendersi le parolacce nelle zone periferiche, perché appunto sono molto arrabbiati, c'è un populismo molto accentuato in queste zone, sono altri. Quindi c'è questo rischio. Terzo settore. Qui il terzo settore è entrato ho messo anche comunità di base perché dentro, sapete, il terzo settore va dalle fondazioni, le cooperative sociali, il volontariato, e ci mettiamo dentro anche i centri autogestiti, i centri sociali autogestiti. Ce ne sono alcuni rurali che hanno questi mercati contadini, eccetera. Quindi, vabbè, non piace il terzo settore troppo. Insomma, secondo me invece ho visto un allegato sul Corriere della Sera della portavoce del forum del terzo settore martedì, spiega cos'è questo terzo settore, qualcuno dice no, non va bene,
Io l'ho messo e credo che funzioni, perché mi ricordo che ancora ai primi degli anni 90 noi distinguevamo i GAL fra quelli che avevano dentro le associazioni ambientaliste e le associazioni culturali e quelli che avevano solo e soltanto le associazioni degli interessi, gli artigiani, gli agricoltori, gli operatori del turismo, eccetera. Qualcuno, ricordo il Friuli Venezia Giulia era avanti come sempre, e forse a volte va troppo avanti, dopo deve tornare indietro, aveva già dei GAL con questa bella inclusione. Ovviamente l'oggetto di confine è la reciprocità, una nuova socialità, i punti di forza, creatività e pluralismo, i punti di debolezza notissimi sono la frammentazione e la gelosia fra gruppi, anche lì forse c'è un eccesso di attesa, di concertazione, di armonia, e bisognerebbe invece adottare questi schemi che hanno gli americani, dove dicono le ONG sono in competizione fra loro. Sono feroci, sempre leali, no? Sempre molto gentili, però sono feroci nel portarsi via i fondi, gli adepti, e fanno delle cose. Io credo che questo criterio della competizione interna vada un po' anche rivalutato. Possibili sviluppi, e qui c'è il problema dei soldi. Allora chi è il centro di accumulazione che investe sul terzo settore? Abbiamo alcune fondazioni in Italia che veramente fanno la differenza, sono secondo me abitate da personale con i fiocchi e tirano fuori delle cifre consistenti per fare dei progetti che devono avere una certa consistenza, perché se io prevedo una via ciclabile sono milioni di euro se devo fare un'intera valle con una pista ciclabile, e quindi milioni di euro bisogna che li tiri fuori chi? Non certo le cooperative sociali, che sono sottocapitalizzate. Il problema del terzo settore è che ha delle reti, appunto chi conosce un po' il forum del terzo settore sono delle entità a volte un po' diafane. E poi c'è il problema della membership, che è ancora più accentuato, perché in queste entità si parla di volontariato debole, leggero, di appartenenza multipla, insomma di gente che quando invece ha un impegno familiare o lavorativo pianta lì il servizio di volontariato e va per i fatti suoi. Quindi c'è un problema appunto anche di vincolo che deriva dalla membership. L'ultima, allora la tabella evidentemente va messa a punto meglio. Ce la faccio, però dovesse portare alla luce differenze importanti nelle leggi. Ecco, credo che il corporativismo non è più appunto le aree interne erano rappresentate dai forestali, no? E da un'associazione di categoria. Da quel periodo là c'è stata un'esplosione di enti, agenzie, quindi è molto importante dire, attenzione, non è che il corporativismo sia finito, ha preso delle forme diverse. È molto più utile secondo me anche in termini di centro-periferia, perché noi abbiamo a volte qualcuno chiude i nostri seminari dicendo la strada è il local. Io francamente non ci credo. Penso che centro e periferia continuino a essere separati e avere delle distinzioni, e tutto sommato alcune distinzioni sono strutturali e bisogna mantenerle. Non è che posso fare un ospedale di primo livello in cima al monte, in cima alla valle. Ecco, non si vede all'orizzonte un attore delle aree periferiche capace di raccogliere le istanze del sud e del nord, di montagna, collina e pianura, con la sola eccezione dell'Uncem. A mio avviso, però l'Uncem è limitato perché si occupa dei comuni montani, e quindi per tutte le altre aree non c'è una voce forte, eccetera. Di contro non emerge il ruolo delle associazioni interprofessionali. Vi avevo detto che avrei ripreso questo discorso, perché leggendo un bellissimo paper di un brasiliano dice che appunto non so se sia quello lì, ma dice che insomma il futuro sono le associazioni interprofessionali, sapete, gli enti bilaterali, gli
enti che si occupano di un certo prodotto, la lattuga piuttosto che il pomodoro, e sono accordi fra i produttori, trasformatori e a volte anche distributori. Mi pare che questi enti facciano molta fatica, perché poi qui la lettura dal brasiliano, che loro tagliano la realtà in maniera dove là il capitalismo batte duro, dicono questa è la longa mano del capitalismo internazionale. Ma poi in Brasile è quotidianamente corporativo. Bene, benissimo, allora io quindi insomma ci sono contesti diversi, se il Brasile è così corporativo mi compiaccio e finito. Da politologa, che anche sul caso di queste differenze poi emergono. Quando tu parli, quando si parla di corporativismo, a maggior ragione di neocorporativismo, il tema è la relazione Stato-mercato-comunità. Okay. Conflitto capitale-lavoro, diciamo, visualizzato da Confindustria e sindacato, okay, e lo Stato. Quindi Stato, mercato, comunità vengono interpretati, vengono tradotti dal corporativismo con queste tre figure. Questo è un modo di pensare alla governance nel modello fordista. Okay? Noi oggi siamo in un contesto post-fordista, che cosa voglio dire post-fordista poi lo dobbiamo capire, ma comunque sicuramente non è più così. Quindi cosa vuol dire questo? Che la governance si è resa più complessa, i soggetti che interpretano, che rappresentano lo Stato, il mercato, la comunità sono diversi, perché gli enti locali sono Stati. Gli enti locali in un contesto territoriale sono l'attore pubblico, no? Le associazioni del terzo settore cosa sono? Sono attori di governance, sono i famosi stakeholder. Quindi, dal mio punto di vista, l'interpretazione con la chiave di lettura che hai tu, con progettare lo sviluppo in tempi di crisi, vuol dire ripensare al modo in cui si definiscono i progetti, no? E gli accordi poi forti tra gli attori che decidono sullo sviluppo del territorio in un contesto che si è reso più complesso, più articolato, più differenziato. È ovvio che non c'è un modello più, non c'è più il modello fordista, cioè ogni contesto territoriale, come dire, interpreta, traduce e realizza forme di concertazione, negoziazione, non lo so, dipende, perché anche qui bisogna capire che tipo di strategia, che tipo di modalità di accordo poi viene preso a livello territoriale. Se si parla effettivamente di governance multi-attore, che vuol dire multi-stakeholder, oppure si riesce a fare il salto verso la governance di community holder, che significa mettere al centro la comunità locale, superare le divisioni corporative, questa volta sì, cioè divisione di parte, divisione settoriale, e cominciare a guardare la dimensione territoriale. Secondo me il salto è questo, superare la visione, e la sfida è questa, superare la visione settoriale del corporativismo per entrare dentro una visione territoriale dello sviluppo, che significa rinunciare in qualche modo, fare un passo indietro rispetto all'identità di parte settoriale, corporativa, verso una dimensione di comunità. E torniamo al discorso stamattina, perché io sono convinta di due cose. Uno, che lo sviluppo rurale non è agricoltura, perché lo sviluppo rurale è il territorio, non è un settore. Quindi se ragioniamo in termini di sviluppo locale per le aree rurali, ci sta dentro anche l'artigianato, perché no, ci stanno dentro anche le associazioni del terzo settore, perché no, ci sta dentro tanta roba. Quindi non è soltanto Confagricoltura o quello che rappresenta l'agricoltura. Questo è un problema se è così, perché vuol dire che il territorio non ha voce. A voce solo una categoria, che è quella tradizionalmente forte dei produttori agricoli. Ma sviluppo rurale forse, in un approccio più articolato e territoriale, non vuol dire più settore produttivo, vuol dire territorio. Ma questo, siccome tu sei l'esperto di sviluppo rurale, non ti voglio rubare il mestiere, era solo per darti una reazione a caldo di come la interpreto guardando, però è molto interessante, il discorso si può sviluppare e adesso non voglio togliere altro spazio agli altri relatori.